Amici di Volley Veneto Benacus, benvenuti a questa ultima giornata di campionato tra Volley Veneto Benacus scusatemi, e A-Volley. Quest'ultima partita di campionato che vede la formazione di Adriano Fin giocare contro la formazione di Schio, dove con il numero 1 gioca Filippo Pegoraro, con il numero 6 Filippo Mattia, con il numero 7 Benjamin Annoni, con il numero 8 Casarotto Luca, con il numero 14 Pietri Basi Mattia, il numero 24 Tommaso Balasso. Libero a Zaffonato Simone, risponde Volley Veneto Benacus, con Garrò Filippo al palleggio, Davide De Giorgio in opposizione, Edoardo Soprali il numero 8 in banda assieme a Sasha Tarocco che è il numero 14. Centrali Cristian De Agostini e Tommaso Elbrigo, libero Michele Viola. Siamo sull'1 pari. In questo momento al servizio sta andando il numero 1 Filippo Pegoraro. Buona la ricezione di Edoardo Soprali. Pallone dentro, punto per Volley Veneto Benacus, 2-1 per le ragazze di Adriano Fin in questa gara di fine stagione. Viene chiamato il tocco. Viene chiamato il tocco, 2 pari. Viene chiamato pallone dentro. A me sembrava che il pallone fosse fuori, però mi sembrava ci fosse stato anche il tocco del giocatore di Volley Veneto Benacus, quindi non avrebbe cambiato il risultato. 2 pari. Arbitro della Federazione di Verona Carla Dalle Vedove. 3-2 ace per i ragazzi di A-Volley che sono partiti con il piede giusto in questa partita. Al servizio il giocatore numero 8 Casarotto, pallone fuori, 3 pari, ancora equilibrio in questo primo parziale di set. Fuori dal campo il numero 7 Davide De Giorgio, l'opposto di Volley Veneto Benacus. Di De Giorgio, 4-3 per A-Volley, e ai 24 il numero 24 Tommaso Baldasso al suo servizio. Buona la ricezione di Michele Viola, primo tempo di De Agostini, grande recupero, vediamo se riusciranno ad attaccare. La palla ancora nel campo di Volley Veneto, Garò la dà a Sasha Tarocco, ancora una buona ricezione di Annoni. Edoardo Soprali riceve bene, palla fuori di Davide De Giorgio, 5-3 per la formazione ospite avanti in questo frangente di 2 punti. Baldasso ancora il servizio, Sasha Tarocco, Filippo Garrò, Cristian De Agostini, la palla ancora nel campo di Volley Veneto, Davide De Giorgio cerca di metterci il bugger Baldasso sull'attacco potente dell'opposto veronese, 5-4, e al servizio uscirà proprio dal campo una delle bocche di fuoco veronesi, Sasha Tarocco, che nel fondamentale del servizio ne ha fatto una delle sue armi migliori. Volta il pallone è ampiamente fuori dal campo ed entra Pietri Basi fuori dai 9 metri per il suo servizio. Viene chiamata invasione, 6-5. Con un tocco malandrino Edoardo Soprali era riuscito a mettere in difficoltà la ricezione, scusate, la difesa avversaria,
il giocatore nel tentativo di recuperare il pallone ha toccato la rete. 5-6. Ancora Cristian De Agostini al servizio, capitano con il suo flop su Annoni. Buona la realizzazione, possibilità di attacco di Annoni. Edoardo Soprali recupera, Filippo Garrò, Davide De Giorgio. È un grande attacco di De Giorgio, il libero con il numero 10 Simone Zapponato non riesce a trattenere il pallone che va a incrociare sul tetto del palazzetto dello sport di Bardolino, pur essendo molto alto. Il colpo di De Giorgio è stato molto potente. Ancora Agostini fuori dai 9 metri per il suo servizio. Grande attacco del giocatore numero 8 Luca Casarotto. Grande attacco, non perfetta la ricezione del 24 Baldaccio. 6-7. La palla nel campo, ancora un attacco potente da posto 2. 6-8. Ancora Filippi al servizio. Il float, Sasha Tarocco, Filippo Garrò. Murato Soprali, 9-6. Cantano Murato i giocatori di Volley e ne hanno ben donde perché è stato una grandissima difesa dei ragazzi in maglia arancio-rossa, giallo-rossa, scusate. Ancora Filippi al servizio, vediamo subito se Volley Veneto riuscirà a fare il cambio palla. Edoardo Soprali, la palla nel campo di Volley. Buona la difesa di Baldaccio. Cambio palla, 7-9. Grandi intuizioni di Tommaso Albrigo che sposta le mani sulla palla che era andata nel campo veronese, buttandolo nell'angolo alla sua sinistra, l'angolo vicino alla rete ovviamente. Nulla da fare per la difesa di Volley che è costretta a vedere cadere il pallone per terra. Filippo Garrò al servizio. Buona difesa anche di Volley. Free ball nel campo di Volley Veneto, Michele Viola, Filippo Garrò, Edoardo Soprali che viene dato il tocco di mano. 7-8, 9-8, scusate. Filippo Garrò al servizio. Sta riempiendo in tutti i settori il palasport di Bardolino. Grande pallonetto del giocatore da posto 4. Adesso vediamo appena si gira con che numero aveva perché non lo sono riuscito a vederlo, con il numero 8 Luca Casarotto che ha fatto un bellissimo pallonetto ingannando la difesa di Volley Veneto e portandosi sul 10 punti contro gli 8 di Volley Veneto. Al servizio Annuni. Palla sulla rete, 9-10 e al servizio andrà Edoardo Soprali. Dieci a 9. Free ball nel campo di Volley Veneto. Potentissimo di Davide De Giorgio da posto 2. Nulla da fare per il bugger di Annoni che va a toccare un'altra volta il soffitto e quindi perfetto equilibrio, 10 pari.
ancora Edoardo Soprali al servizio. È una doppia abbastanza clamorosa questa del palleggiatore della formazione di volley con il numero 6 Mattia Filippi. Fuori questa volta la servizio di Edoardo Soprali, ancora equilibrio, 11 pari in questo primo set. Sasha Tarocco da posto 4, un attacco potentissimo, ben diagonalizzato. Nulla da fare per i difensori di volley che non sono riusciti a trattenere il pallone. E Michele Viola si accompagna in panchina per lasciare il posto a Cristian De Agostini nel turno di rotazione del centrale libero. Quindi Tommaso Albrigo andrà fuori dai 9 metri per il suo servizio. Buona difesa di Annoni, possibilità di attacco. Bellissimo attacco di 24 Baldasso da posto 4, bel diagonale. Nulla da fare per i giocatori di Volley Veneto Benacus che vedono cadere il pallone per terra senza poter reagire. 12 pari, ancora equilibrio in questo primo set. Al servizio il numero 8 Luca Casarotto. L'errore di Sasha Tarocco che smanaccia il pallone, non è riuscito a dare la diagonale giusta, il pallone che esce abbondantemente fuori. 13-12 e la formazione di volley si riporta in vantaggio di un punto. Ancora il numero 8 Casarotto Luca al servizio, pallone fuori. Edoardo Soprali ha cercato di spostarsi ma ha toccato il pallone con il petto. Sfortunato lo schiacciatore di Volley Veneto Benacus e allora la formazione ospite si porta avanti di 2 punti. Stavolta il pallone fuori. 13-14. Davide De Giorgio al servizio. Diagonale di Baldasso, grande diagonale di Baldasso, 13-15. Proprio Baldasso al servizio, pallone fuori, 14-15. Sasha Tarocco fuori dai 9 metri. Errore al servizio, questa volta del giocatore numero 8. Il pallone è passato sopra il muro ed è andato ampiamente fuori dal campo. Il giocatore che aveva provato un attacco da 1-2 non ha trovato il campo, 15 pari. Ancora Sasha Tarocco al servizio. Questa volta Tarocco la butta rete, 16-15. Il centrale con il numero 14 Pietri Basi Mattia al servizio. Rientra in campo il giocatore numero 1 Pegoraro Filippo. Palla fuori, 16 pari. Onestamente questa volta è andato veramente fuori di pochissimo il pallone di Pietri Basi. Ma il punto rimane sempre di Volley Veneto. Sarebbero bastati 5 centimetri. Cristian De Agostini. La palla ancora nel campo. Grande pipe di Baldasso. 17-16. Partita molto piacevole.
Servizio del palleggiatore Filippo Mattia. Soprali. La palla ancora nel campo, la formazione ospite free ball nel campo di volley Veneto. Tommaso Albrigo mette giù il pallone del 17 pari. Bel primo tempo del centrale veronese. E ancora equilibrio. Garrò Filippo fuori dai 9 metri per il suo servizio. Buona ricezione di Annoni con la possibilità di attacco da posto 4, questa volta l'errore del giocatore con il numero 8 Casarotto, la sparacchia un po' malamente, non ha piegato il polso l'attaccante a volley, regalando il punto a volley Veneto Venacus e portando ancora un'altra volta Filippo Garrò fuori dai 9 metri per il suo servizio. Ancora Garrò, buona la ricezione, primo tempo, grande difesa di volley Veneto Venacus. Edoardo Soprali non riesce ad attaccare, ancora parità, 18 pari. Benjamin Annoni per il suo servizio. Stiamo arrivando nelle zone calde del set. Edoardo Soprali, 19. Grande attacco di mani fuori. È proprio l'autore di questo punto che se ne va fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Buona la ricezione del libero, possibilità di attacco. Un po' non ci sono capiti i giocatori di... È un attacco di Davide De Giorgio. Costringe non è un recupero con una mano che non riesce. 20-18 volley Veneto. Purtroppo non hanno sfruttato per loro. Non hanno sfruttato un attacco non capendosi tra giocatori e regalando a volley Veneto la possibilità di un ulteriore attacco che porta il break sul +2 a 20-18 nei momenti caldi del set, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni, ancora Soprali al servizio. Non vedo movimenti tra le due panchine. 20-18. Edoardo Soprali. Buona la ricezione di Annoni. A 19, l'attacco di Sasha Tarocco non va a buon fine, aveva cercato le parti alte delle mani avversarie non trovandole e regalando il -1 alla formazione di A-Volley. Esce Edoardo Soprali ed entra Luca Albertini. Queste fasi finali del set per la ricezione. Albrigo 21-19 come un rapace si avventa sul pallone e deposita il pallone dall'altra parte. 21-19, grande prontezza di riflessi del centrale di volley Veneto Venacus, che adesso lascia il campo nel turno di servizio al suo collega Davide Gatti, che in questa stagione ha fatto vedere degli ottimi servizi in float che hanno spesso messo in difficoltà le difese avversarie. 21-19 +2 per volley Veneto Venacus in questo primo set.
trovati un po' in difficoltà, possibilità di attacco, ma Baldasso risolve tutto, il 21-20, sostituzioni anche nel campo della formazione di A-Volley. Esce il giocatore numero 6 Filippi e dentro il giocatore numero 17 Gnappa Lorenzo per alzare il muro, presumo del signor Nicola Zaffonato. Al servizio il numero 8 Casarotto Luca, Michele Viola, Filippo Garrò, Cristian D'Agostini. Possibilità di attacco, free ball nel campo della formazione di Volley Veneto. Mette giù 22 avanti, grande attacco da posto 4 in finale, entra il numero 5 Bellinazzi per Volley Veneto Benacus nel turno di rotazione al servizio per Davide De Giorgio, ed è entrato il giocatore con il numero 9 Smiderle Simone al posto del giocatore numero 8 Luca Casarotto, quindi un po' di rotazione in entrambe le parti, 22-20, Marco Bellinazzi sul libero avversario. Errore semplicissimo di Pietri Basi, che doveva appoggiare il pallone solo dall'altra parte e invece la sparacchia abbondantemente fuori, costringendo mister Zaffonato a chiamare il secondo time out discrezionale. Ha visto un pochino di calo di concentrazione dei suoi ragazzi, corre subito ai ripari per catechizzarli e per far riprendere loro un pochino di fiato e di concentrazione. 23-20, 10 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni sul 23-20. Marco Bellinazzi al servizio. Annoni. Grande muro di Cristian D'Agostini, 24-20. Filippo Garrò ha coadiuvato e ha aiutato Cristian D'Agostini a chiudere i varchi nell'attacco in posto 4. 24-20 più 4 per Volley Veneto Benacus. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. La palla nel campo di A-Volley che attacca. Buona la difesa di Michele Viola. 25-20, mani fuori di Sasha Tarocco sull'attacco in posto 4, cambio campo, 25-20, 3 minuti di pausa.
Ecco qua, rientrano in campo le due formazioni. Sto guardando se ci sono dei cambiamenti da entrambe le parti. Mi sembra che siano i due sestetti di partenza per il primo set, quindi nessun movimento strano da entrambe le parti. Quindi ritornano in campo i due sestetti, ricordiamoli, dalla parte di a volley con il numero 1 Filippo Pevoraro, con il numero 6 Filippo Mattia, con il numero 7 Benjamin Annoni, con il numero 8 Casarotto Luca, con il numero 14 Filippo Basi Mattia, il numero 24 Valasso Tommaso, libero Zapponato Simone, volley Veneto Benefus con il 4 Filippo Garrò, con il numero 7 Davide De Giorgio, con il numero 9 Cristian D'Agostini, con il numero 13 Tommaso Albrigo, con il numero 14 Sasha Tarocco. La palla nel campo di volley, possibilità di attacco, buona difesa di Garrò, Michele Viola la alza per Davide De Giorgio, 1-0 per a volley. Per a volley, dopo l'errore di Davide De Giorgio che ha buttato fuori il pallone. Vediamo chi andrà al servizio. Al servizio il giocatore numero 1 della formazione ospite Filippo Pevoraro. Ricordiamo 1-0 per Volley Veneto Benefus. Michele Viola, Filippo Garrò. La palla ancora nel campo di Volley Veneto. Uno pari, Davide De Giorgio, furbescamente, non potendo attaccare, butta la palla sulle mani avversarie che sono costrette a gettare il pallone fuori dal campo. Edoardo Soprali al servizio. Palla nel campo di Volley Veneto. Davide De Giorgio 2-1. Guarda. Perfetto. 2-1 per la formazione di Volley Veneto. Ancora Edoardo Soprali. Su Annoni, buona la realizzazione, possibilità di attacco, pallonetto. Ed è un lungolinea incredibile di Sasha Tarocco, 3-1. Ancora Soprali al servizio. Ancora su Annoni. Bella pipe di Annoni che risponde sul 3-2 con un attacco molto ben indirizzato nel cuore della difesa di Volley Veneto Benefus che non può recuperare il pallone. 3-2 al servizio il giocatore numero 8 Luca Casarotto. Edoardo Soprali, Filippo Garrò, primo tempo di Tommaso Albrigo, 4-2 per Volley Veneto Benefus. Grandissimo attacco il primo tempo di Albrigo. È proprio l'autore di questo punto che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Annoni, buona la ricezione, possibilità di attacco. Questa volta errore di Valasso che non piega il polso e lascia partire praticamente un pallone indirizzato verso la panchina di Volley Veneto, verso i giocatori di riserva di Volley Veneto Benefus. 5-2 per la formazione veronese, ancora con Tommaso Albrigo al servizio. Annoni ancora al servizio alla ricezione, Valasso costretto a ricevere e con un pallone molto semplice. Tommaso Albrigo non riesce a recuperare, mi sembra si sia scontrato anche con un proprio compagno.
niente di particolarmente bravo. Adesso a servizio, la palla a rete, Davide De Giorgio. Alla rete anche per De Giorgio, 6-4. Al servizio la formazione avversaria. Sette a 4 De Giorgio, un bel attacco che permette a Sasha Tarocco di uscire dal campo per il suo turno di servizio. Buona la ricezione del libero di Volley, attacco da posto 4 di Annuni, la palla recuperata da Volley Veneto, la palla ancora nel campo avversario, possibilità di attacco da posto 2 e questa volta il muro di De Agostini va a impocciare l'attacco potente di Annuni, la palla si perde fuori dal campo, quindi 7-5, avanti di 2 punti ancora Volley Veneto, ma a Volley è lì e non vuole assolutamente mollare di un centimetro. Soprali, ancora De Giorgio, ancora difficoltà nella ricezione ma buon recupero dai ragazzi. Michele Viola, la palla ancora nel campo di Volley, Edoardo Soprali, 8-5. Attacco che cercava le mani alte del muro e permette alla formazione veronese di andare sul +3. Cristian De Agostini, rientra in campo quindi Tommaso Albrigo. Cristian De Agostini butta la palla a rete, aveva cercato il lungolinea. 8-6. Benjamin Annuni, per il suo turno di servizio. Michele Viola, errore in ricezione di Michele Viola, non riesce Edoardo Soprali, scusate, Tommaso Albrigo ad arrivare al pallone di primo tocco dall'altra parte. 8-7 e la formazione ospite si riporta subito sotto, ancora con Annuni al servizio. Palla dentro, ace, 8 pari. La formazione di Avole riesce ad annullare il +3 veronese in questo turno di rotazione al servizio. Un po' in difficoltà nella ricezione i ragazzi di Adriano P. Questa volta per fortuna di Volley Veneto, la palla di Annuni va a cadere sulla rete. 9-8. Filippo Garrò al servizio. Annuni, Davide De Giorgio con un'apertura alare di un airone che mette giù un muro incredibile. 10-8, Volley Veneto Benacus, ancora Filippo Garrò al servizio, grandissimo muro di Davide De Giorgio dell'opposto di Volley Veneto Benacus. Ancora Garrò su Annuni, attacco, grande attacco in diagonale, viene chiamata palla fuori, io non ho capito se era dentro o fuori, probabilmente vediamo se c'è una sostituzione,
esce dal campo il numero 24 Valasso, sostituito con il giocatore, vediamo con che numero, con il numero 11 Marco Lucchetta. Ancora Filippo Garò al servizio, più 3 volle Veneto Venacus. Ancora su Annoni, possibilità di attacco, e questa volta il lavoro di Edoardo Soprani e Tommaso Albrigo non riesce a trattenere il pallone. 11-9, più 2 volle Veneto Venacus. Al servizio la formazione ospite a volley. Edoardo Soprani, buona ricezione, Davide De Giorgio, la palla ancora nel campo di volley Veneto, Filippo Garrò per Edoardo Soprani che con un bellissimo lungolinea piazza il muro avversario che aveva battezzato l'attacco del mancino veronese in diagonale, invece lui con un beffardo tocco in lungolinea permette alla formazione di casa di andare ancora su più 3 e di andare fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Grande pipe di Annoni, Michele Viola cerca di mettere in faccia, non ci riesce, 12-10. Al servizio il giocatore Luca Casarotto. Michele Viola, Davide De Giorgio non ci riesce a tenere il pallone. 12-11, bella ace del giocatore numero 8 Casarotto che porta ancora il punteggio sul -1, a volley è sempre lì. Ancora battuta al salto, molto potente, Michele Viola, Garrò, Tarocco, da posto 4, lungolinea, 13-11, grande attacco. Tommaso Albrigo. La palla nel campo di Volley, possibilità di attacco da posto 4, muro difensivo di Volley Veneto. Davide De Giorgio, grande difesa di Annoni, possibilità di attacco, muro a 2. Ed è Sassa Tarocco che non fa passare il pallone dell'attacco in posto 2, 14-11. Grande muro veronese. E più 3 per i ragazzi di Adriano Finn. Albrigo al servizio. Fribone nel campo di Volley Veneto. Soprali, Garrò, primo tempo, D'Agostini, 15-11. Vediamo se la panchina di Volley chiamerà time out. Per il momento sembra che il Giacconato non voglia prendere questa decisione. Ancora Tommaso Albrigo fuori dai 9 metri. Ah no, chiama time out. Me lo immaginavo. 3 minuti di pausa. Quattro, 15-11. Rientrano in campo le due formazioni. Ancora Tommaso Albrigo fuori dai 9 metri per il suo servizio, più 4 Volley Veneto Venacus.
Annoni ancora in difficoltà. Free ball nel campo di volley Veneto. Ancora Sasha Tarocco che buca le mani del muro avversario. Quindi 16 a 11. Doppia sostituzione per le formazioni di a volley, cambia il palleggiatore, la formazione ospite cambia la diagonale opposto palleggiatore, inserendo il numero 17 Bianca Lorenzo ed inserendo il giocatore con il numero 9 Smiderle Nicola, facendo riposare Luca Casarotto e Mattia Filippi. Attacco del numero 14 Pietri Bardia, 16 a 12, cambio palla. Ha dato i suoi frutti questo cambio avversario. Al servizio la formazione di volley, 16 a 12. Sasha Tarocco, 17 a 12, da posto 4, di diagonale potentissimo. A 7 a 12 più 5 volley Veneto Benacus. Buona la ricezione avversaria, possibilità di attacco e questa volta il muro è fuori di un non nulla sull'attacco di posto 4 di a volley. Il muro a 2 veronese, pur avendo intercettato il pallone, non riesce a tenerlo in campo. 17 a 13 più 4 per volley Veneto Benacus. Tarocco che prova il pallonetto, buona la difesa avversaria. Free ball nel campo di volley Veneto. Cristian De Agostini mette giù il 18 a 13. E Sasha Tarocco che si porta fuori dal campo per il suo turno di servizio. Palla altissima per Tarocco, molto potente, Sasha Tarocco, 19 a 13, time out, chiesto ancora dalla panchina di a volley. 30 secondi di pausa. Sasha Tarocco al servizio. 19 a 13, rientrano in campo le due formazioni dopo i 30 secondi di pausa. La palla nel campo di volley Veneto, Michele Viola, Filippo Garrò, Edoardo Soprali, ma la palla nel campo di volley. Muro a 2, Tarocco, Garrò, Soprali, la palla ancora nel campo di volley. Bella diagonale di Annoni Benjamin che porta a 14 punti contro i 19 di volley Veneto Benacus. Al servizio il giocatore numero 17 Lorenzo Gnata, è entrato in corso d'opera al posto di Luca Casarotto. Battuta molto forte, alzato abbondantemente fuori, un paio di metri dal campo. 21 a 14. Entra Davide Gatti. Rientrano in campo intanto
i titolari Filippi e Casarotto. Un attimo di attesa che il segnapunti metta a posto a referto questa sostituzione. Esce Cristian De Agostini ed entra Davide Gatti nel turno di rotazione del centrale. Centrale per centrale, Davide Gatti al servizio. Esce il capitano Cristian De Agostini. (20 a 14). Davide Gatti, la ricezione di Avolei è buona, grande attacco da posto 4 del giocatore di Avolei, che porta 15 punti contro i 20 di Volley Veneto. Benjamin Annoni per il suo servizio. 21 a 15, errore al servizio di Benjamin Annoni. Entra Marco Bellinazzi al posto di Filippo Garrò. Altra sostituzione per Volley Veneto Benacus. Marco Bellinazzi, 21 a 15, più 6 per i ragazzi di Adriano Fin in questo secondo set. Di difficoltà per Annoni, la palla ancora ed è un muro di Tommaso Albrigo. 22 a 15, non riescono ad intervenire i giocatori della formazione avversaria sul muro invadente del centrale di Volley Veneto. 22 a 15, ancora Marco Bellinazzi al servizio. Ancora su Annoni. La palla ancora nel campo di Avolei. Non ci arriva per 1-0 Sasha Tarocco sul muro 2 che aveva smorzato il bell'attacco da posto 2 avversario. 22 a 16, rimane in campo Marco Bellinazzi per dare un po' di riposo al palleggiatore Filippo Garrò. Edoardo Soprali, Davide De Giorgio. 23 a 16, entra Leonardo Squara al posto di Davide De Giorgio. 23 a 16. L'opposto Davide De Giorgio lascia il posto all'opposto con il numero 6 Leonardo Squara. Ancora Edoardo Soprali al servizio. 24 a 16, grande servizio di Edoardo Soprali, con difficoltosa la ricezione della formazione di Avolei, che è stata costretta a regalare il pallone nel campo di Verona e subito Tommaso Albrigo l'ha messa giù. Ancora Edoardo Soprali. Non ci arriva per 1-0 sull'attacco di posto 4 del giocatore numero 14 Mattia Pietribasi. 24 a 17 ed entra anche Albertini al posto di Edoardo Soprali. Albertini in difesa in attesa del servizio di Avolei. Tarocco, Bellinazzi, la palla ancora nel campo di Avolei, muro 2, questa volta Tommaso Albrigo e Leonardo Squara non riescono a tenere il pallone nel campo, mano indirizzata in maniera sbagliata e la palla che va a cadere abbondantemente fuori. Ancora il giocatore con il numero 8 Luca Casarotto al servizio. Albertini, Bellinazzi, Leonardo Squara, errore del libero avversario, permette a Squara il 25 a 18, 2-0 Volley Veneto, 3 minuti di pausa.
I veronesi conquistano 2-7 in questo bellissimo match. Rientrano in campo le due formazioni, Volley Veneto avanti 2-7-0. La Volley Veneto Menacus parte con Bellinazzi al palleggio, Tommaso Albrigo centrale, vediamo chi sarà l'altro, e Davide Gatti, e Leonardo Squara in opposizione con Sasha Tarocco e Albertini in banda. Promossi anche nella formazione di a volley il numero 9 Nicola Smiderle. Quindi rimangono fuori Casarotto e Filippi, sono entrati, no, Casarotto è in campo, quindi Smiderle al posto di Filippi. Dopo per il resto Marco Lucchetta anche lui in campo. Pallone fuori di Annoni, 1-0 per Volley Veneto Menacus. Aveva cercato l'attacco al salto la formazione di a volley. Albertini al servizio, in flotte su Annoni. Questa volta l'attacco
del numero 8 Casarotto, efficace sul muro 2 avversario. Si erano posizionati con le mani un po' in difficoltà i ragazzi di Volley Veneto, uno pari in questo terzo set. Ricordiamo Volley Veneto avanti di 2-7-0. Free ball nel campo di volley. Ancora la palla nel campo di volley. Ancora la palla nel campo di volley. Due a 0, 2-1. Michele Viola va a parlare con l'arbitro, con la signora Carla Dalle Vedove. Il primo murato, il secondo con un bel tocco potente in diagonale da posto 2, 2 pari. Davide Gatti al servizio. Albertini recupera il pallone. Bellinassi. Bel diagonale. Cercano di smorzarlo con il muro. I giocatori di volley non riuscendoci. 3-2 per Volley Veneto Veneto. E ancora con Davide Gatti fuori dai 9 metri per il suo servizio. Tarocco, buona la difesa di volley. Questa volta il pallone del giocatore numero 11 Lucchetta è abbondantemente fuori dal campo. Era un po' lungo il pallone dato, gli si è inarcato molto con la schiena, si è arrivato molto piegato. Ancora Gatti al servizio. Benjamin Annoni in difficoltà sul palleggio, 5-2, più 3 per Volley Veneto Veneto. Ancora Davide Gatti fuori dal servizio, fuori dal campo per il suo servizio con Volley Veneto Veneto sul più 3. Numero 8 Casarotto, lungolinea, aveva cercato Davide Gatti di metterci un bagger sul lungolinea, non è riuscito a trattenersi il pallone, la palla è andata abbondantemente fuori. 5-3, più 2 Volley Veneto al servizio del giocatore numero 8 Luca Casarotto. Pallone fuori, 6-3. Leonardo Squara al servizio. Attacco un po' messo male di volley che va a intrecciare l'asticella laterale. 7-3. Palla ancora nel campo di volley. E ancora il muro di Tommaso Altrigo. 8-3. Vediamo se mister Zapponato chiamerà time out. No, non lo chiama. Ancora Leonardo Squara fuori dai 9 metri per il suo servizio. Grande attacco ancora da posto 2
per Avolley che si porta a -4 da Volley Veneto Benacus. Al servizio del giocatore numero 11 Marco Lucchetta. Abbondantemente fuori il pallone per Lucchetta, 9-4. Intanto pallone fuori per Sasha Tarocco, 5-9. Al servizio Pietri Basi, il centrale. Pietri Basi al servizio, 5-9. Flotto di Pietri Basi su Albertini. Bellinassi proprio per Albertini. La palla smorzata nel campo di Avolley con la possibilità di attacco di Annoni. Non la tiene, non sarà. 9-6. Il diagonale. Ancora Pietri Basi, la palla nel campo di Avolley, 9-7. Ancora Pietri Basi, fortunoso ma molto bello, 9-8. Ritorna in partita Avolley. Time out questa volta chiesto dalla panchina di Volley Veneto Benacus. 30 secondi di pausa. Ritornano in campo le due formazioni, 9-8 per Volley Veneto Benacus, che si era trovato avanti anche di 4 punti in questo terzo set. Ancora Pietri Basi al servizio, Motteran, Bellinassi, la alza per Squara Leonardo che non può fare altro che appoggiare la palla dall'altra parte. 9 pari, piano sorprende i ragazzi di Adriano Quindi. Albertini, 10 pari. No, era stato il tocco muro. C'era stato il tocco muro. 10-9. Io avevo visto il tocco muro, l'avevo sentito anche benissimo con la deviazione del pallone. Ancora Pietri Basi al servizio. L'arbitro non è del mio parere. 11-9. Sotto di 2, Volley Veneto Benacus. Dai Albertini, dai ragazzi. Dai ragazzi. 11-10, errore al servizio di Pietri Basi, che comunque ha fatto un lavoro egregio in questo turno di servizio, mettendo sempre in difficoltà. Cambio De Agostini al Brigo. 11-10. Cristian De Agostini. In flot, buona la ricezione di Annoni.
il muro di Bellinazzi e Squara non trena il pallone, 10-13, no 10-12. Smiderle butta il pallone a rete e Marco Bellinazzi va fuori dal campo per il suo servizio. 11-12. Annoni ace di Marco Bellinazzi, 12 pari ed esplode il palazzetto di Bardolino. Ancora Bellinazzi, ancora Sonnoni, questa volta la ricezione è buona, viene chiamata una doppia di Smiderle, abbastanza palese, 13-12. Ancora Bellinazzi al servizio, probabilmente mirerà ancora Annoni. 13-12. Questa volta il pallone di Bellinazzi è fuori, 13 pari. Benjamin Annoni. Abbondantemente fuori anche il pallone di Annoni. 14-13. Luca Albertini. Entra Tommaso Mazzola al posto di Sasha Tarocco. Albertini, Annoni, free ball nel campo di Volley Veneto, la palla ancora nel campo di Volley, purtroppo il muro di Tommaso Mazzola non è efficace, 14 pari. Al servizio il numero 1 il centrale Pegonaro Filippo. Albertini, Mazzola, Squara, la palla ancora nel campo, Botteran, Bellinazzi, Gatti, 15-14, grande primo tempo di Bellinazzi di Gatti, scusate, che è stato ben indirizzato da Marco Bellinazzi, una palla velocissima che ha permesso alla formazione di Volley Veneto di andare sul +1. Rimane in campo Cristian D'Agostino al posto di Tommaso Albrigo, Davide Gatti fuori dai 9 metri. Inizio 15-14, 2-0 il conto dei 7 per Volley Veneto Benefit. Sempre su Annoni, primo tempo di Pietri Basi, 15 pari. Al servizio Casarotto, Albertini, Bellinazzi, data per Mazzola, la teniamo, Squara Leonardo, la alza, free ball nel campo di Volley. Squara Leonardo, muro 1 dell'opposto veronese, bellissimo muro che ha spostato il baricentro del corpo. Sostituzione, entra il numero 17 Gnatta Lorenzo ed esce il numero 9 Smiderle Nicola. No, scusate, entra Filippi ed esce il numero 8 Casarotto. Ancora Squara Leonardo fuori dai 9 metri per il servizio di Volley Veneto Benefit. Annoni non riesce a tenere il pallone, 17-15, Squara Leonardo, ace. Time out chiesto ancora dalla panchina, questa volta di Volley.
da mister Zaffonato Nicola. 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni, ancora squadra Leonardo fuori dai 9 metri sul servizio ed è una quasi ace, free ball nel campo di volley Veneto. Motteran, Bellinassi, Mazzola, grande attacco di Tommaso Mazzola alla posto 4, 18-15 volley Veneto Veneto. Sostituzione del libero dalla parte di Avolley, esce Zapponato ed entra Alberto Campana con il numero 3. Errore di Lucchetta, 18-19-15. Ancora squadra Leonardo al servizio. Ancora di squadra, 20-15. Secondo ace di questo terzo set da parte di squadra Leonardo. Ancora time out chiesto dalla panchina di Avolley con volley Veneto Bene più avanti di 5 punti e 2-0. Ritornano in campo le due formazioni, 20-15, 2-7-0, ancora squadra, questa volta la palla di Leonardo dell'opposto di volley Veneto va a incrociare la rete, 20-16. Sostituzione, rientra il numero 24 Baldasso ed esce il giocatore numero 11 Marco Lucchetta in turno di servizio. Cristian Di Agostini, 21-16. Grande ricezione di Tommaso Mazzola che dà una palla molto spostata a Marco Bellinazzi, che ha l'intuizione di mettere in movimento il capitano Cristian Di Agostini. 21-16. Campana a tenere il pallone in campo che va a incrociare il soffitto del palasport di Bartolino. 22-16. Lucchetta la tiene, la palla ancora nel campo di Avolley, ancora Noni. Noni cerca un diagonale lunghissimo, 23-16. Ancora Tommaso Mazzola fuori dai 9 metri per il suo servizio. Questa
stavolta il pallone è fuori, 23-17. Dietro i bassi, Motteran, Bellinassi, viene dato il tocco di mano, c'è stato un... Io ho sentito anch'io il tocco di mano. 24-17. Match ball, set ball ed entra Ivan Zibelonghi al posto di Leonardo Squara. Questo ragazzo che è stato molto sfortunato in questa stagione, che ha avuto un duplice intervento al ginocchio, dove ha patito veramente le pene dell'inferno, rientra in campo. Cristian De Agostini. 24-18. Servizio a volley. La palla ancora nel campo di volley. A 19. Un pallone impossibile di Casarotto che riesce a metterlo nell'angolino. Errore di Gnata al servizio, concede a Volley Veneto Venecus la 21esima vittoria in questo campionato su 22 partite. Finisce in festa con tutti i ragazzi di Adriano Pin a festeggiare il raggiungimento della Serie B, della vittoria in Coppa Veneto, della vittoria in Coppa Triveneto. 3-0, 25-19, 25-18, 25-19. Io lascio comunque aperto il canale per vedere i festeggiamenti, questi 10 minuti.
Io vi saluto, avete visto le premiazioni della Volley Veneto Benacus. Buona serata, ci risentiamo a settembre per la nuova avventura in Serie B.